Buonasera, grazie per essere venuti. Sono grato anche ai relatori che mi hanno preceduto, autorevolissimi, come avete sentito, che intanto hanno scontrato il campo su un malinteso storico per cui l'unità d'Italia e l'entrata del Veneto in Italia sarebbe costato un sacco di sangue di cui noi siamo debitori al resto dell'Italia. Questo l'avete capito e quindi anche questo malinteso che spesso ci viene opposto ormai è chiaro, è un luogo comune che va sfatato. Per quanto riguarda poi questa avventura strana di ritornare a riappropriarci dell'indipendenza, della sovranità, della dignità, perché questo paese di cui siamo entrati a far parte ci ha privato sostanzialmente di tutto, ci ha privato di risorse economiche, ci ha privato della possibilità di esprimerci. L'avvocato Morosin ve lo dirà, quando è andato a difendere la legge 16 davanti alla Corte Costituzionale, l'Avvocatura dello Stato gli ha detto che c'è il fondato pericolo che ci sia un passaggio alle urne referendarie, come se esprimere la propria volontà oggi rappresentasse un grosso pericolo, tanto per delineare lo stato dell'arte. Dicevo, io mi sento di mutuare un'esortazione che viene da Giovanni Paolo II, che lo diceva per altre ragioni, ma diceva: non abbiate paura, perché sicuramente molte delle persone che sono timorose nell'abbracciare questa prospettiva di una repubblica indipendente e sovrana lo fanno perché temono il salto nel buio, credono che al di là della staccionata ci possa essere sofferenza, incertezza, difficoltà economica e quant'altro. Ora, credo che tutte queste esperienze invece sono il portato della vita quotidiana di tutti noi, vessati da una pressione fiscale che è paurosa, con i nostri figlioli per i quali ci impegniamo molto nella loro formazione, che devono prendere le vie dell'estero per trovare un'occupazione, mentre noi importiamo invece, obbligati peraltro da uno Stato centrale e dai prefetti, importiamo spesso non dei profughi ma semplicemente delle persone che vengono in questo paese senza averne il diritto. Bene, dico, non abbiate paura, perché questo paese, questo territorio che tanto ha sempre dato alla restante parte dell'Italia ha dei numeri che fanno accaponare la pelle. Noi paghiamo 72 miliardi di imposte l'anno, ce ne ritornano 51, quindi 21 miliardi ogni anno che Dio manda in terra, noi veneti lo diamo alla restante parte dell'Italia. E in cambio che cosa riceviamo? Riceviamo spesso un trattamento diseguale rispetto ad altri territori italiani che vivono segnatamente di economia pubblica, per cui sempre più frequentemente, ma anche questo ve lo dirà l'avvocato Morosin, sempre più frequentemente i trasferimenti dello Stato centrale nei confronti degli enti locali si riducono enormemente e si riducono in maniera più che proporzionale per quanto concerne il Veneto. Quindi questa è in realtà l'ultima chance per ritornare a ridare dignità a questa terra, che è stata spolpata, è stata progressivamente spolpata non solo in termini economici, come vi dicevo, ma anche in termini di dignità. C'è un'immagine figurata che spesso viene ripetuta in queste serate, ed è quella della rana bollita, no? Se la rana viene messa in una pentola di acqua fredda, non si accorge che sotto la pentola il fuoco è acceso, progressivamente l'acqua si va riscaldando e la rana però non se ne rende conto finché nel momento in cui ha una percezione, semmai l'avrà, e sarà troppo tardi perché evidentemente sarà bollita. Quindi questa è l'immagine figurata che bene si attaglia al Veneto. Le nostre imprese stanno chiudendo progressivamente, competono con l'estero, con l'euro, e quindi
devono competere con altre aziende, le quali hanno invece i fattori della produzione che sono regolati da normative ben più evolute rispetto alle nostre. Peraltro noi, come dicevo, abbiamo delle palle a piede enormi che sono rappresentate appunto dalla fiscalità, dal costo del lavoro, ma non mi riferisco naturalmente a ciò che resta in tasca al dipendente, ma a tutto ciò che va a diverso titolo versato allo Stato. Costo dell'energia elettrica che è pauroso, costo delle infrastrutture che ci mancano, costo delle burocrazie che ammazzano questo territorio. E allora, e qui chiudo veramente, allora l'appello è veramente accorato. Non abbiate paura, non abbiano paura anche i pensionati che credono che restare oggi in Italia rappresenti la certezza. Avete avuto una piccola avvisaglia con la decretazione di Monti che ha sospeso la rivalutazione sulle pensioni. Rivalutazione che poi è stata restituita dalla Corte Costituzionale, ma come voi ben sapete non ci sono le risorse, perché restituire quei soldi a tutti significherebbe tirare fuori dei 16 e 18 miliardi di euro, cose che sono assolutamente improponibili per l'economia italiana. Basti solo pensare che la tanto discussa IMU prima casa costava 4 miliardi. Quindi adesso chiudo sul serio dicendo che non abbiate paura, perché se effettivamente avete coraggio e date il consenso all'indipendenza veneta, l'unico movimento che effettivamente e fin dall'inizio vi propone la trasformazione di questa terra in una repubblica sovrana e indipendente, bene, se voi darete questo consenso avrete in restituzione dignità, avrete in restituzione una terra ricca, una terra che è solidale con il resto del mondo, e tranquillizzatevi anche voi pensionati. I trattamenti pensionistici per il Veneto sono garantiti dalla contribuzione dei lavoratori, non c'è bisogno di integrazione da parte dello Stato veneto, come invece avviene in Italia, dove garantire il trattamento pensionistico costa 300 miliardi l'anno, più di un terzo dell'intero bilancio dello Stato. Per cui vi chiedo con vero cuore, in modo accorato, credeteci, qualunque sia la vostra fede, perché noi non vogliamo che voi cambiate orientamento politico. Il movimento vuole solo riportarvi, restituirvi una terra finalmente libera, sovrana e indipendente. Dopodiché i politici di qualsiasi orientamento essi siano decideranno, cominceranno a governare finalmente una terra libera. E soprattutto vi raccomando perché è il nostro alfiere, date il voto ad Alessio Morosin, al quale tutta questa terra dovrà eternamente riconoscenza. Grazie.